In caso di ostruzione del bambino si interviene solo quando l'ostruzione è totale, quindi quando il bambino non piange più, non emette più suoni, non riesce a tossire. Allora si prende il bambino, lo si pone sulla coscia e si danno 5 colpi interscapolari. 1, 2, 3, 4, 5. Poi si deve fare la manovra di Heimlich. Si crea una C tra l'ombelico e la fine dello sterno, si mette il pugno dentro e si fanno 1, 2, 3, 4, 5, dei belli colpi profondi dal davanti verso dietro, dal basso verso l'alto. Se il bambino non è ancora disostruito, si ricontinua con i 5 colpi scapolari e con la manovra di Heimlich. C dentro, sotto al diaframma, in modo tale da creare una tosse finta, in modo tale artificiale, in modo tale che il bambino possa sputare quello che gli è andato di traverso.